Lui minaccia lei con un coltello. Lui è il figlio, lei la madre. Tutto succede in casa nella nottata e la scena terribile che si sono trovati di fronte i carabinieri in una casa dell'Alto Vicentino. L'allarme è scattato poco prima al 112, la chiamata di soccorso raggiunge i carabinieri della compagnia di Schio. Si attivano i militari della stazione di Malo e quelli del nucleo operativo radiomobile che intervengono tempestivamente, si precipitano sul posto e si trovano appunto di fronte a una situazione di grave pericolo. Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha appena minacciato la madre con cui vive, impugnando un coltello a serramanico. I carabinieri agiscono con prontezza e disarmano il giovane, sequestrandogli non solo il coltello usato per la minaccia, ma anche 3 coltelli nascosti nella sua camera. Gli investigatori della stazione di Valli del Pasubio hanno poi acquisito altri elementi, in particolare le registrazioni vocali inviate dal figlio alla madre con esplicite minacce di morte. Per questo i carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza differita, strumento fondamentale per il contrasto tempestivo della violenza in famiglia. Il giovane è stato portato alla casa circondariale di Vicenza, arresto convalidato dal giudice delle indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere.